My name is Abdallah. Osman Ali Rashid. Abdallah e Dosuma provengono entrambi dal Sudan e sono 2 dei 67 profughi giunti ieri sera a Jesolo. Il primo si destreggia con l'inglese, il secondo parla soltanto in arabo, ma il dramma che raccontano è lo stesso. Sono fuggiti dalla loro nazione, oppressa dalla povertà e lacerata dalle lotte, e sono arrivati in Italia a bordo di un barcone che ha lasciato dietro di sé un paese in fiamme. La Libia è messa molto male ora. In questi giorni la guerra è molto calda. Loro si dicono quasi commossi per l'accoglienza ricevuta ed ammettono di aver coronato un sogno. Noi pensiamo che l'Italia sia un paese molto ospitale e noi ora siamo molto felici. Abdallah e Dosuma hanno appena lasciato la sede della Croce Rossa di via Levantina a Jesolo e sono stati condotti, insieme ad altri connazionali, al commissariato. Qui l'identificazione, ossia l'ultimo atto prima dell'affido ad uno dei 580 comuni del Veneto, che dovrebbe avvenire entro martedì, almeno secondo la promessa del Ministero.